Perché aiutare gli altri ci rende felici? Avete presente quella bellissima sensazione, quell'emozione che si prova dopo aver aiutato una persona a fare qualcosa o a superare un momento difficile? Non necessariamente servono grosse azioni. Spesso è sufficiente ascoltare, donare un sorriso a quella persona o un gesto gentile per aiutarla, per riportare serenità e fiducia a chi abbiamo di fronte. Nel suo lavoro sulla generosità e la gioia, la psicologa sociale Elizabeth Dunn ha scoperto che c'è un fattore fondamentale per far sì che il nostro altruismo sia qualcosa di molto benefico anche per noi stessi. Senza scendere troppo nei dettagli medico-scientifici, nel nostro cervello ci sono delle sostanze chimiche che si attivano nel momento in cui noi aiutiamo gli altri, quando compiamo del bene verso il prossimo. In questi momenti, infatti, otteniamo benefici a livello fisico e mentale, si abbassano i livelli di stress e ansia e aumenta la nostra autostima, perché prendiamo consapevolezza del fatto che siamo in grado di fare qualcosa e che abbiamo delle capacità, delle possibilità.